Buongiorno, la rassegna stampa di TG Plus per il 7 luglio. Andiamo subito sulla pagina del Mattino di Padova, partendo dalla provincia padovana. Vedete la tragedia, famiglia travolta da un'auto, 3 morti, ma questa è una notizia che troveremo su tutti i giornali nazionali e locali, perché è stato un fatto molto 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 grave. Un bimbo di 2 anni, il padre e la nonna falciati sul marciapiede nel Bellunese da una turista tedesca. Poi comunque vedremo la notizia ancora. Digitalizzazione. Padova, capitale di tutto il nord-est, inaugurato il nuovo data center Cubo all'interno di Vesca, gestito da Bo. La ricetta così sarà più veloce, un vantaggio per le aziende e i cittadini. Vedete nella fotonotizia saldi affari frenati dalla pioggia, la spesa media sarà di 220 euro. Poi non so, a singolo, poi magari qualcuno va anche in coppia a fare gli acquisti. L'accesso ai punti prelievo torna libero dal 25 luglio, questa è una notizia di sanità. Andiamo ad Abano Terme, guardia privata Alca Grande per arginare le baby gang, un problema che hanno molti comuni. E Vigonza, il monopattino truccato, maxi multa da 6.000 euro. Ne abbiamo parlato ancora già altre volte. Ateneo in lutto per l'economista Maurizio Mistri. Andiamo a vedere cosa dice il Gazzettino di oggi. Vedete che anche qui si dà molto spazio a quella notizia, sbanda e falcia una famiglia, morti papà, nonna e bimbo. Il governo accusa i PM, qualcuno fa politica. Dopo il caso Santanchè, a processo del mastro Palazzo Chigi, una parte delle toghe vuole fare l'opposizione. E Rebellin, la tragedia di Rebellin, la moglie, dice l'autista, è un vile, paghi. E anche questa è una notizia che in più di un giornale viene trattata, e poi vedremo anche altri passaggi. Così il Veneto vuole attrarre le imprese straniere, è un piano, con questo bell'articolo di Angela Pederiva. Andiamo anche sul Corriere del Veneto. Vedete che anche qui si dà molto spazio alla tragedia. La turista tedesca investe una famiglia in passeggiata, morti bimbo, papà e nonna. Poi insomma ci sono anche altre, comunque lo troveremo un po' su tutti i giornali, anche in altre edizioni. Autonomia, le richieste dei fratelli, più di 500 proposte di modifica alla legge Calderoli, ma preoccupano le 23 degli alleati. La mafia camuffata che non spara e investe in 300 aziende segnalate. È una cosa che arriva da tanti anni fa, questa diceva al nord non c'è la mafia come quella del sud, c'è quella del nord che investe e fa altre cose. Sono un po' cambiate le cose, hanno recuperati più di 1400 capannoni abbandonati. Ecco cosa sono diventati. E stadio esposto alla Corte dei Conti a Venezia. Si va avanti ancora con questa storia. E andiamo a vedere anche la pagina di Padova di Notizie Plus. Finge il furto dell'auto per non pagare i danni. Questo ha fatto un incidente praticamente, poi se l'ha data a gambe, l'hanno trovato, ha detto mi avevano rubato la macchina, invece poi alla fine ha fatto un incidente, poi è andata a finire così. E il cane Zico, il cane del antidroga, ha trovato droga in una abitazione e anche dei bidoni con sostanze tossiche. Basta andare poi a leggere l'articolo. È bella anche, al di là di altre notizie di cronaca che troviamo, un chiosco per fototessere al comune di Padova, all'ufficio anagrafe per i disabili. È fatto apposta in modo che si possa entrare anche con la sedia a rotelle. È tutto per Padova.